Buonasera amici di Rugby House, ultima puntata dell'anno, arriviamo con la sconfitta interna il sabato scorso con il Krasnodar che ha messo la parola fine alla nostra esperienza europea per quanto riguarda questa stagione e approcciamo un nuovo match di eccellenza, finalmente dirà qualcuno, noi comunque insomma, ci tenevamo anche un po' all'Europa, però abbiamo un campionato da riprendere in mano, da ovviamente considerare in vista della primavera che fra un po' arriverà e che darà come sempre il massimo spunto al campionato di eccellenza e soprattutto alla nostra voglia di rugby e di entusiasmo. Ne parleremo oggi con la terza linea della FMCZ Rugby Rovigo Delta, Gabriele Cicchinelli. Ciao Gabriele, benvenuto. Ciao a tutti. Un amico di Rugby House, Rocco Salvan. Ciao Rocco. Buonasera, ciao a tutti. Oh Gabriele, abbiamo detto, finita la parentesi europea, abbiamo concluso con questa sconfitta interna, maturata soprattutto nel secondo tempo, e adesso arriva il campionato. Facciamo una breve riflessione su quanto è successo sabato, un primo tempo che aveva comunque fatto ben sperare, tanti innesti nuovi, cambiamenti, infortuni, poi siamo un po' calati alla distanza. Sì, come dici tu, all'inizio è stato un buon primo tempo, poi verso la seconda fase della partita siamo calati parecchio. E troppi errori sull'1 contro 1 e anche in mischia chiusa dove il primo tempo abbiamo fatto bene abbiamo iniziato a perdere qualcosa. E che ci serva di lezione e speriamo che non capiti più e che riusciamo a rimanere concentrati per 80 minuti. Ecco Rocco, parlando di Coppa Europea, di qualifying, diciamo Mogliano riesce ad arrivare ai barrage, questo è un dato importante, di certo c'è da dire che alla fine con Timisoara e Enisei sarà difficilissima per la squadra trevigiana accedere al Challenge Cup il prossimo anno. Sì, anche perché credo che Mogliano con i gironi così mischiati comunque abbia avuto una qualificazione più facile. Cioè, se pensiamo ai quattro incontri che ha fatto Rovigo contro Padova, contro Calvisano, contro questa squadra russa, sicuramente erano partite molto difficili. Mentre Mogliano è riuscito a qualificarsi, infatti si è qualificato con soli 12 punti e nell'altro girone sarebbe arrivata ultima. E credo che sarà difficile, sarà molto tosta poi più avanti. Ecco, pesare sul cammino di Rovigo in Coppa sicuramente la sconfitta interna con Calvisano, più che questa con il Krasnodar, no? Sì, diciamo che pesa più quella in casa maturata col Calvisano, anche perché sono riuscito a vincere la partita all'ultima azione con un drop e poi essendo una squadra italiana c'è sempre quel pizzico di rivalità in più rispetto magari a una squadra straniera. Un Krasnodar che non era da paragonare ai cugini dell'Enisei. Io ci ho giocato due anni fa contro di loro e mi ricordo che fisicamente erano veramente impressionanti. Invece questa squadra che è venuta qui lo scorso sabato era sì, diciamo, fisicamente prestante, ma sicuramente non all'altezza dell'altra squadra della città, che poi sono della stessa città. Sì, proprio li divide un fiume, una parte sinistra e l'altra la parte destra. Rocco, mi ricordo ne parlavamo l'anno scorso dell'Enisei, fisicamente impensabili per il nostro rugby, insomma. Sì, e ti dirò, non solo dal punto di vista fisico, la partita sabato l'ho vista, non hanno fatto niente di particolare, cioè non c'è stato un aspetto tecnico-tattico dove loro siano stati nettamente superiori o che dove abbiano eccelso, insomma, facevano le loro cose ordinate e sono stati probabilmente, hanno sbagliato sicuramente meno di Rovigo e hanno saputo approfittare di quelle 3-4 situazioni favorevoli e il punteggio non credo che alla fine rispecchi i valori in campo, assolutamente. No, anche perché loro qualche individualità come il pilone tongano, l'apertura, Artemiev che è un ex Northampton, però noi c'eravamo, notavo una buona voglia di giocare, di sperimentare, di sfidare l'avversario nel primo tempo, cioè le indicazioni del primo tempo, e direi che sono i 40 minuti su cui ripartire e riabbracciare il campionato di eccellenza, erano sicuramente positivi. No, sicuramente i primi 40 minuti sono stati molto positivi. Abbiamo avuto la pecca di non aver replicato per altri 40 minuti il secondo tempo. E questa è sicuramente una cosa in cui dobbiamo lavorare, specialmente verso allenarci sugli ultimi minuti della partita che spesso e volentieri sono fondamentali. E dobbiamo ripartire dai primi 40 minuti del primo tempo contro la squadra russa. Cosa ti è piaciuto Rocco di Rovigo sabato?
Ma sicuramente vedere in campo tanti ragazzi giovani, questo sì. Credo però anche che sia importante per Rovigo andare a rimettere un po' a lucido, un po' a rispolverare la miglior forma dei giocatori che poi comunque faranno o dovrebbero fare la differenza. Ti faccio qualche nome su tutti: Stefan Basson, il Rodriguez, l'Edo Lubian. Sono giocatori che sono fondamentali, sono giocatori che hanno probabilmente qualcosa in più della media nel campionato italiano, e sono loro che poi alla fine fanno un po' pendere l'ago della bilancia. Ok, noi andiamo a vedere gli highlights di questa ultima parentesi europea della stagione, poi rientriamo per parlare ovviamente di Lions, di eccellenze e di molto altro. Buon pomeriggio amici sportivi, benvenuti allo stadio Mario Battaglini di Rovigo per il quarto turno di APCR Qualifying Competition, la FMCZ Rugby Rovigo Delta ospita il Krasnjar Rugby Club direttamente a Krasnoyarsk, Russia. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon fresco pomeriggio, buon rugby. Non vanno quasi mai con più di 2 giocatori nel punto d'incontro oltre al portatore, quindi riescono ad avere molte opzioni. Attenzione, buco centrale, attenzione, potrebbe esserci la prima meta del match, così è in vantaggio. Attendiamo la trasformazione che sembra buona, così è, per cui 7-0. Ha le qualità fisiche nonostante la giovane età per poterci provare. In qualche maniera riusciamo a tenere vivo questo vale. Bobo, rapidissimo, Arrigo. Ancora bene Rovigo però, teniamo vivo questo vale con Jacques Monberg. C'è un vantaggio intanto per la squadra rosso-blu. E quindi bisogna giocare. Veloci. Per cui Stefi... Neanche loro, No, neanche loro. Tanto la mette Stefan Basson, 7-3. Di meta Rodigina, è buona la presa. Terzo blocco, tentativo di dare, parte da solo il numero 8. Troppo facile. Sì. La concentrazione del kicker ospite. Più pressione possibile, questo facilita la ricezione e il recupero della palla da parte dei rossoblù, però di contro insomma prendi una buona... Bene adesso, hanno trovato un buon abbrivio, sì. Hanno trovato un buon abbrivio. Perry, Rovigo vai che si va, Eccola qua. Meta per Rovigo. A segnarle il capitano. Soprattutto se questo pallone passerà per i 2 punti, sicuramente siamo in grado di riaprire questo match. Ho sentito un A dalla quaglia che mi diceva ci riesce. Muoviamolo, Jacques Monberg, messo giù, le mani russe. Stefan, attenzione al largo. Matteo Ferro perde un attimo, perde l'attimo buono. Sì, il pallone non era velocissimo. Il drop di Stefan Basson. Attenzione. Sotto, alle foglie morte. Brutto ma efficace. 14-6. Dico non fare falli perché insomma hanno già preso un cartellino giallo, stanno giocando sotto vantaggio, quindi diciamo massima sicurezza e massima tranquillità per quanto riguarda il pacchetto russo nel gestire questo pallone. Questo poi potrebbe essere una meta che potrebbe rompere la partita, ed eccola qua. I budget. Sì, loro hanno 2,5 e in Israele si parla addirittura di 4 e 5. Il Krasnjar parte ancora il numero 8, presa alta, forse il collo per l'arbitro è tutto regolare. Edo Lubian. Sono lì e c'è la meta. Indovina di chi? Però tassa pesantissima quella di Matteo Ferro. Sì. E non si fa mancare nulla. Poi rovescia Lucio Rodriguez. E qua un 3+1. C'è un più. E lui se ne va. Quinta meta del capitano Artemiev. Anzi di Malagurazia, scusate. Sembra buona anche, sì. Del Krasnjar al barrage. Partenza del Gresev. Molto bene. E c'è la sesta meta russa sull'out di destra. In realtà è stato un cambio in questo momento, grazie ai cambi è... Diciamo quel miracolo battendo Calvisano. Sì. Assolutamente. E rimettendo in piedi la sua storia europea. Anche perché Mogliano aveva perso a Krasnoyarsk contro loro. Finisce il match. Bentornati in studio, attenzione, non giochiamo sabato ma giochiamo venerdì alle 19. Gabriele, confermi, no? Sì, confermo. Sei felicissimo ovviamente di questa scelta? Beh, avrei preferito giocare alle 3, però
Facciamoci andare bene anche alle 7, dai. No, ne ha speranza che sia più gente, almeno di quella vista sabato contro il Krasnjar. Piacenza, Lions penultimi, una squadra che in realtà non è poi così male, diciamo questa classifica tante volte potrebbe nascondere qualche sorpresa. Lo spunto maggiore che ha avuto Piacenza quest'anno è la vittoria a Roma, con la Lazio. Sì, diciamo che è una squadra che lotta per la salvezza e se la giocano Piacenza, Lazio. Reggio non penso, perché Reggio è ben organizzata e sicuramente punta più in alto che la sola salvezza. Sì, sicuramente è una squadra, diciamo... Che noi abbiamo affrontato anche in pre-season. Sì, in pre-season, esatto, dove era un po' tutto in fase di organizzazione. Abbiamo vinto qui in casa e cerchiamo di prendere il buono che abbiamo fatto in quell'amichevole e riportarlo per 80 minuti venerdì alle 7. Alle 7 venerdì. Rocco, un Piacenza, come dicevamo, non possiamo parlare di vetta, coda classifica come gli altri anni, è un'eccellenza che potrebbe sempre riservare sorprese quest'anno. Non a caso ha fatto bonus anche con qualche top team, per cui bisogna stare attenti. Sì, te ne accorgi anche guardando un po' la classifica, andando ad osservare un po' oltre ai soli punti, guardando anche i punti fatti, i punti subiti, e non ci sono grosse differenze, a parte okay, Calvisano che ha segnato tantissimi punti più degli altri, però tutte sono lì, stanno su un range di 20-30 punti più, 20-30 punti in meno. È un Piacenza che sicuramente ha un anno di esperienza in più, perché l'anno scorso era la squadra nuova, quest'anno invece è una squadra che si è un po' consolidata e ha trovato probabilmente anche degli equilibri migliori dell'anno scorso, però insomma i problemi credo siano di Piacenza a venire a giocare a Rovigo, non di Rovigo. Questo senza ombra di dubbio è nato un po' per presentare questa squadra che annovera all'interno del proprio roster anche ex Rodigini, Jack Riedo, ma lo stesso Otis Lombardi, anche altri comunque elementi che sono presenti nel team emiliano. Dove dovremmo restare concentrati, maggiormente concentrati secondo te, Gabriele? Beh, sicuramente dovremmo fare una grande prova in mischia chiusa e soprattutto avere rimessi laterali puliti in modo tale da poter sfruttare le occasioni da gioco e imporre il nostro ritmo. Questo aspetto di rimessa laterale non è ancora oliato alla perfezione. Quali sono, non dico le cause, ma dove secondo voi potete migliorare questo aspetto? Beh, sicuramente nel tempismo del lancio, il salto. Quindi nel timing. Nel timing, esattamente, e poi è una cosa che viene da sé, diciamo, con la pratica, con l'allenamento, provare, riprovare e riprovare ancora. Ecco, Rocco, le fonti di gioco sono fondamentali. In mischia ci siamo, abbiamo sofferto un po' con Calvisano, siamo stati insomma, sfidati da Calvisano, gli altri abbiamo messo quasi tutti sotto. In touch dobbiamo ancora lavorare, lui dice abbiamo tempo per farlo, lo possiamo fare secondo te? Ma sicuramente il tempo c'è per organizzare questa cosa, e poi è inevitabile, si passa per la qualità del lanciatore, e qua non c'è dubbio, e si passa anche per un'organizzazione difensiva che ti permetta di giocare dei palloni con più o meno serenità. L'aspetto mentale anche nella conquista in touch secondo me è molto importante, sapere che avere la consapevolezza di essere più forti, di non aver problemi, ti aiuta a fare sempre meglio. Avere qualche dubbio, avere una squadra che prova a contrastarti in questa situazione di gioco sicuramente non ti dà quella tranquillità di poter fare le cose benissimo. Tra l'altro Piacenza annovera Jack Riedo, ma anche un giocatore che conosci bene come Sveraga, no? Quindi insomma gente che è del mestiere. Sì, Mantas è molto bravo, per esempio è uno di quei giocatori che conosce molto bene questa fase di gioco ed è molto bravo ad interpretare anche la difesa, per cui sicuramente bisogna fare le cose fatte bene. Ecco, tra l'altro sabato abbiamo visto Edo Lubian saltatore, è una cosa nuova per noi, cioè è una cosa che state provando. No, sicuramente... Io non me la ricordavo, Rocco, non so se avevi mai visto Edo saltare. No, diciamo che non è il suo pezzo forte. No, in realtà ha una buona tecnica, non è un buon saltatore. Al di là, diciamo che forse l'altezza lo svantaggia un po', però è una buona opzione di salto, diciamo.
Anche perché in questa struttura, diciamo, moderna delle touche con i 2 piloni a inizio e alla fine, lì in mezzo un po' tutti possono saltare alla fine, no Rocco? Sì, poi appunto se tu riesci ad andare a saltare dove gli altri non saltano, puoi alzare anche uno che è 1,75, non è un problema. Ok, quale sarà la chiave del match secondo te, Rocco? Abbiamo parlato con Gabriele nei confronti insomma, di questa partita con Piacenza. Ma la chiave del match, come tutte le partite dove c'è una differenza, bisogna che la squadra più forte vada in campo, secondo me, con l'acceleratore giù, partire subito forte, dare l'idea alla squadra avversaria che non è la serata per poter sperare di fare punti e autoconvincersi e convincere un po' anche il direttore di gara che le differenze in campo alla fine si devono vedere. Stai puntando sulla confidenza, il convincimento, per te questo è un punto che manca a Rovigo in questo momento? No, io ti dico un po' l'esperienza che ho fatto gli anni passati, ma soprattutto quello che sto facendo quest'anno in particolar modo. Vedo che gli arbitri propendono a tenere la partita in equilibrio quando la partita è di suo in equilibrio. Quando c'è una squadra più forte si adeguano, si adattano, no? Diventa difficile fischiare dei calci di punizione contro, non so, alla squadra che palesemente passa sopra all'altra in mischia ordinata. E se invece la mischia ordinata, che è la prima cosa che ha detto Gabriele, è una fase di gioco dove c'è la possibilità di poter decidere anche per l'arbitro, sai, a volte non apposta, ma magari si può prendere anche la decisione errata. Quindi Gabriele, passiamo dall'adattarsi all'arbitro a influenzare l'arbitro con la propria forza. Sì, esattamente, diciamo che imponendo la superiorità a una squadra riesce sicuramente a portare dalla sua parte l'arbitro, dimostrando di essere più forte sicuramente l'arbitro tenderà sempre a proteggere chi è lampante, che ha una superiorità in un determinato, può essere una mischia chiusa, una touche, una mall. Ecco, importante sabato sarà sicuramente anche la disciplina, un altro aspetto su cui dobbiamo lavorare, perché dall'altra parte c'è Troy Nathan che, diciamo, la petarda, come si suol dire, ce l'ha, no? Sì, sicuramente Troy è un gran bel calciatore, ha anche una bella visione di gioco e sì, la disciplina nelle ultime partite ci è un po' mancata, abbiamo commesso troppi falli e questa è una cosa che stiamo allenando e speriamo che venerdì sera non ci siano cartellini gialli e soprattutto rimaniamo sui 7-8 falli. Allora andiamo a vedere le news che arrivano da Roma per la sfida stracittadina tra Fiamme Oro e Lazio e il bel match del Pacifici fra San Donà e Calvisano. Sarà una Lafert per nulla in vena di regali quella che venerdì affronta la capolista Calvisano tra le mura amiche del Pacifici in quello che è rimasto alla soglia della sesta giornata l'unico scontro tra imbattute ancora possibile in campionato. Già, perché quel pasticciaccio brutto degli 8 punti tolti ai biancocelesti per il caso Petrozzi, situazione davvero maldestramente gestita dalla federazione che ha costretto il giudice sportivo ad una penalizzazione inevitabile, ma di fatto già virtualmente sanata dopo il tempestivo intervento del club del presidente Marusso, nulla toglie il fascino del match tra prima e seconda in classifica, con i sandonatesi pronti al colpaccio per confermare il proprio spessore ed avvicinare la vetta in un turno che propone in contemporanea la trasferta di Padova a Reggio Emilia e l'impegno interno di Rovigo contro i Lions Piacenza. Gara difficilissima ovviamente, ma il San Donà di quest'anno è squadra matura, più pragmatica che bella da vedere, ma molto efficace a livello difensivo e nella gestione del gioco a terra, con alcuni giocatori da Ambrosini a Derbyshire, passando per Schiabel e Patelli, giusto per citarne alcuni, in grado di leggere come pochi la partita per adattarla nei ritmi e nell'intensità a seconda di avversari e situazione. Dopo la sconfitta nel trofeo eccellenza per mano del Viadana, competizione dichiaratamente utilizzata da coach Ansel per sperimentazioni di vario tipo, la sfida ai bresciani andrà impostata sul piano della tenuta mentale prima ancora che dal punto di vista tattico. Calvisano ha fin qui dimostrato di essere in assoluto il complesso migliore del torneo, completo in ogni reparto e con un'abitudine alla vittoria che ormai da svariate stagioni fa la differenza. E senza la sua migliore versione stagionale per la Lafert sarà davvero dura venire a capo del risultato. Con gli inserimenti dei due nuovi arrivati Wessels e Bauer ancora in fase di rodaggio, toccherà ai senatori darsi da fare per capitalizzare l'occasione. Come al solito sulla mediana le responsabilità più importanti, ma la partita questa volta peserà come non mai sulle spalle dei primi 5 uomini e se non sarà guerra poco ci manca. Squadra in campo alle ore 15.
Ciao Andrea e ciao a tutti gli amici di Rugby House. È tempo di derby nella capitale. Le Fiamme Oro ospitano la Lazio che viene dalla miglior partita della stagione, una splendida prestazione contro il Rovigo che ha permesso alla squadra di Montella di portare a casa 2 punti fondamentali in chiave salvezza e che soprattutto dimostra che la squadra biancoceleste può ancora lottare assolutamente per rimanere nel campionato d'eccellenza. Dall'altra parte le Fiamme Oro, una squadra in crisi di risultati che non sta riuscendo mai a portare a casa la partita nonostante delle buone prestazioni. Fondamentale per gli uomini di Casellato vincere questa partita per rilanciarsi in chiave playoff, perché gli 8 punti fin qui raccolti sono davvero pochi e c'è bisogno di risalire in classifica, perché le prime della classe non stanno sbagliando neanche un colpo e l'obiettivo minimo dei playoff deve assolutamente essere raggiunto. Vediamo che partita sarà. Sicuramente, come spesso accade, tanta tensione e un risultato che sarà deciso all'ultimo. Buon rugby. Ultima parte di Rugby House, vorremmo conoscere un po' di più Gabriele, perché c'è un aspetto della tua carriera che mi ha incuriosito in questi anni. Tra l'altro l'abbiamo detto più volte, ma sei qui ufficialmente, per cui dobbiamo anche ricordare che tu già in passato eri molto vicino a Rovigo, no? Nell'epoca c'era con Pepe, quando era Scanavacca come direttore sportivo. Sì, c'era come presidente Susanna Vecchi e come allenatore Umberto Casellato, che poi è stata quell'estate che è andato via, diciamo, durante la campagna acquisti. Certo. Sì, quindi mi ricordo, tu eri già venuto forse qua a fare un colloquio? Era Sì, no, ero venuto qui, avevo mangiato in un ristorante in centro a Rovigo e poi per una cosa o per l'altra ho preferito rimanere a Roma. Ecco, però tra l'altro in 9 anni, 9 stagioni, no? Scontiamo anche il tuo debutto con la Capitolina, hai cambiato 7 maglie. Sì. È strano, o no? Beh sì, diciamo che non è comune. Diciamo che ho avuto la fortuna di trovarmi bene in tutte le società e a volte la sfortuna che non erano società da un punto di vista organizzativo della massima professionalità. E in più... Effettivamente ragionando tu... Sì, diciamo, Roma, Crociati, Prato... non sono stato fortunatissimo. Hai sbagliato il timing. Esatto, ho sbagliato il timing. No, beh, questo è... Però da un punto di vista con i ragazzi, con i compagni, allenatori, veramente tutto perfetto. Poi Rugby Roma c'era un presidente particolare, Parma altrettanto, Prato, non ne parliamo. Sempre, insomma, da un punto di vista organizzativo, presidenziale, poteva andare meglio. Poi con i compagni di squadra, no, adesso fortunatamente sia qui che a Mogliano tutto perfetto. Ecco, tu arrivi da una generazione che è quella dei 90, che tra l'altro ha dato tantissimi giocatori, stanno dando tantissimi giocatori alla nazionale. Manici, Gega, Gori, Bronzini, Benvenuti, Venditti, vuol dire, Gori, sì, e lo stesso anche Alberto Chillon. Beh sì. Edo Lubian, tra l'altro, voglio dire, non è stato semplice anche trovare spazio a livello anche giovanile, nazionale. No, fortunatamente in nazionale giovanile riuscivo a giocare sempre, ringraziando il cielo. Avevi anche Ferrarini, avevi un po' di concorrenza. Sì. Hai vinto anche il Junior Trophy a Mosca. Sì, in Russia e Mosca, sì. Segnando anche la meta, tra l'altro. Sì, pure. Sì, no, ma fortunatamente nelle nazionali giovanili ho sempre trovato il mio spazio. Qual è stato secondo te il passaggio che è mancato per la massima nazionale? Se è mancato, magari non me lo meritavo, non so. Sicuramente c'era gente più forte di me che ha meritato più di me. Questo lo diciamo in televisione, fa finta che non ci sia niente. Secondo te? No, dai. Tanto ti senti ancora pronto? Certo, ti rispondo io per te. Come no, certo. Ecco, questo è fondamentale. L'importante è allenarsi ogni giorno bene e niente, adesso pensiamo a Rovigo, poi quello che verrà verrà. Rocco, parliamo seriamente io e te, che con Gabriele non ce la facciamo. Guarda, io Gabriele l'ho conosciuto giovanissimo, perché forse lui neanche si ricorda, ma ho avuto il piacere, e un anno ho seguito l'Under 18, proprio dei 90, con Fabio Coppo e Philippe Dussy, e me lo ricordo bene. E lui è sempre stato un giocatore, purtroppo è sempre rimasto un po' a metà tra la seconda e la terza linea. Un giocatore, secondo me, un giocatore molto intelligente, un giocatore che conosce bene questo gioco e un giocatore che purtroppo non è riuscito ad avere una particolarità per poter essere proprio lanciato verso
verso l'alto, insomma. E infatti lui ha cambiato spesso anche nelle società precedenti il ruolo. Non sbaglio, Gabriele, ha giocato un po' 8, un po' flanker, hai dovuto anche un po' per necessità giocare in seconda linea, ed è forse questo un po' che l'ha condizionato, e ha condizionato anche gli allenatori, i vari allenatori, insomma. Sì, questo essere poliedrico. Esatto, questa mancanza di specializzazione. Faccio un esempio che ti ho fatto prima: Edo Lubia è un flanker, finito, non hai altre possibilità, ed è stato specializzato in quella cosa e ha fatto anche esperienze che l'hanno aiutato a migliorare solamente in quella cosa. Sì. Gabriele è un giocatore che tu hai un problema, lo puoi far giocare numero 8, tu hai un problema, lo puoi far giocare seconda linea. Un giocatore che raramente può andare in tribuna, perché te lo devi sempre avere con te, perché se esatto. terza da qualche parte, 8 flanker seconda lo metti. Esattamente. Infatti è uno che ha sempre giocato più o meno titolare in tutte le squadre. No, certamente, per qualità sicuro. Noi ricordiamo un Cicchinelli abbastanza ruvido, quando Mogliano ha battuto Rovigo, dopo è stato prima di Natale, 2 anni fa praticamente, se non ricordo male. Sì, 2 anni fa in casa a Mogliano. Se ne hai date parecchie, mi ricordo. Si è divertito quel giorno là, Diciamo la sera dopo la partita ci siamo divertiti tanto. Senti, visto che siamo in tema di sorrisi, andiamo a dare spazio ai nostri tifosi. C'è il Vise che dice: come mai nel secondo tempo calate sempre? Una questione di preparazione fisica? Ma penso che sia più una questione mentale che fisica. Come ho detto, questo è un aspetto in cui dobbiamo migliorare molto. È vero, sì, c'è un calo specialmente negli ultimi 20 minuti della partita. È un aspetto che dobbiamo lavorare più mentalmente e fisicamente, secondo me. Ecco, poi c'è Christopher che dice: come fai a nutrirti adesso che non hai più l'hamburgeria sotto casa? Finché Christopher non metterà il servizio a domicilio sarà un problema, infatti, ancora dovrò risolverlo. È una proposta. No, vedi, infatti lo saluto perché so che si è dovuto spostare. Ok, questa è una bella intuizione, ci potrebbe stare. Vedi il background della capitale, città grandi, tutto. Rocco, dal punto di vista tecnico, che spunti ci dà questo campionato? Ma intanto credo sia un campionato più equilibrato degli anni scorsi, non c'è la super squadra, credo che Calvisano fino ad ora abbia dimostrato qualcosa in più, però lo deve confermare. Sai, anche Petrarca, per dirti, l'anno scorso era, ripeto, fortissimo e poi alla fine si è un po' perso. Vediamo, credo che sia ancora lunga da qui a maggio, e credo che ci siano molte squadre che abbiano ancora possibilità di riprendersi in mano questo campionato, per cui è equilibrato e ogni partita poi alla fine potrebbe diventare determinante, perché quando tu hai così tanto equilibrio poi alla fine sono veramente le piccole cose che fanno la differenza. I dettagli, i punticini rastrellati, i bonus. Tu prima facevi una riflessione su punti fatti e punti subiti. Ci guardavo anch'io ieri o l'altro ieri, veramente sì, è scioccante quanto il gaps, la forbice sia veramente corta. Sì, ti faccio un esempio: Rovigo e Fiamme Oro. Rovigo e Fiamme Oro hanno una differenza nel totale di 10 punti e guarda i punti in classifica. Cioè sono 7 punti tra 15 e 8. Ora sicuramente le Fiamme Oro hanno tutte le possibilità per risalire, hanno una rosa, hanno un'organizzazione, una struttura che sicuramente non verrà fuori prima della fine del campionato, però in questo momento lottano per la salvezza. E se domenica dovesse andare male con la Lazio, rischiano il penultimo posto piuttosto che l'ultimo. Sì, certo, sicuramente ogni partita è fondamentale. Un giocatore che si è messo particolarmente in luce secondo te in questa prima fase del campionato? Ma io ti dico, sono rimasto impressionato dal numero 10 di Calvisano. Era tanto che non vedevo un'apertura. Sì, era tanto che non vedevo un numero 10 così forte in Italia. Poi non ho visto tantissime partite, ho visto più volte il Rovigo, ho visto più volte il Petrarca, ma magari sicuramente c'è qualcuno che ha fatto meglio e io non ho avuto possibilità di giocare. C'è un feeling tra lui e Pass, l'altro centro, hanno fatto praticamente come hanno fatto meta qui a Rovigo, hanno segnato anche contro il Viadana, quindi insomma sono dei bei meccanismi. Sì, e sono giocatori che ricoprono un ruolo che all'interno della squadra di rugby è il 9, il 10, l'8, il 15,
sono giocatori che poi toccano tantissimi palloni e sono quelli che più di altri possono fare la differenza. Qui torniamo al discorso che ti facevo prima dei giocatori di Rovigo. Ok, Gabriele, facendo leva sul tuo discorso che adesso qui stai bene con la società, siamo a posto, da un consiglio alla società su un giocatore da prendere per il prossimo anno? Anche internazionale? Adesso i budget dobbiamo parlarne col presidente Zambelli. No, scherzo. No, però è un giocatore che a te piace, un tuo ex compagno, a parte voglio dire la campagna acquisti, però... No, guarda, da questo punto di vista non mi sento di poter consigliare nessuno, non assolutamente. Non consigliare nessuno, perlomeno di un giocatore che ti piace. Io delle partite che abbiamo fatto fino adesso mi ha stupito molto nell'amichevole l'ala del Viadana, il neozelandese, che adesso non so come farà durante la stagione, però mi ricordo nell'amichevole... All'estremo praticamente. Esatto. Ha giocato all'estremo, ha fatto tutte e due in quella partita. E una velocità impressionante, anche un cambio d'angolo notevole. Un Billing-Awini, tanto per capirci come tipologia di giocatore, no? È più veloce secondo me. È più veloce? Ci penseremo quando lo affrontiamo a gennaio come fermarlo. Siamo al termine della nostra trasmissione, venerdì ore 19, stadio Mario Battaglini, qui l'ultima partita in casa con Lions Piacenza per augurarci buon Natale, buon anno. Non mancate, è fondamentale, anche l'orario è stato spostato per dare la possibilità a più persone di venire a festeggiare o perlomeno seguire quello che è il match. Grazie Gabriele. Grazie a voi, buon Natale. Grazie Rocco. Grazie Andrea, grazie a tutti voi. Ci lasciamo con il buon Natale rossoblu.